La verità è che tutti vorremmo un calcio paragonabile minimamente a Paris Saint-Germain-Bayern Monaco di ieri sera di Champions. E raga, sto facendo questo video veramente di getto, veramente col cuore in gola tendenzialmente, perché dopo aver visto la partita di ieri sera io mi sono sentito male in realtà, mi sono sentito male perché ho naturalmente visto una partita spettacolare, una partita tra due squadre che si sono sfidate totalmente a viso aperto, in cui la tattica c'era ma c'entrava fino a un certo punto, in cui c'era la voglia di fare gol, di dare spettacolo, di divertirsi soprattutto. Una cosa che in Italia tendenzialmente, oh, io, cioè, potrei dire negli ultimi anni, ma sono anche molto generoso, si sta perdendo sempre di più. Siamo arrivati, come dicono tante altre persone molto più quotate di me sostanzialmente, siamo arrivati veramente alla frutta, siamo arrivati che siamo una barca che sta affondando, siamo il Titanic tendenzialmente che sta già a mezzo e mezzo per affondare. Bisognerebbe cercare di raddrizzarlo, invece noi cerchiamo sempre continuamente di provare a salvare in qualche modo la faccia, di provare tendenzialmente a salvare un brand che tendenzialmente non esiste più, sia per quanto riguarda la maggior parte delle società italiane, sia per quanto riguarda appunto la FIGC o l'AIA, adesso insomma indagata come ben sapete sostanzialmente, più che altro Rocchi e i suoi amici come piace chiamarli a me. Però veramente ragazzi io sto facendo questo video completamente di getto perché sono stanco di vedere uno spettacolo che non esiste in Italia e sono stanco anche di discutere, per così dire, con persone che commentano anche sotto i nostri video in cui semplicemente attaccano, nel mio caso, me come tifoso del Napoli sostanzialmente, perché è più facile provare a fare questo, è più facile attaccare o buttare, perdonatemi la parola, buttare merda o sputare, vomitare qualsiasi cosa per attaccare gli altri tifosi, insomma, sulle proprie squadre del cuore, invece che provare tendenzialmente a schierarci tutti quanti contro la FIGC e l'AIA, anche perché, ragazzi, noi tendenzialmente da tifosi non ci guadagniamo assolutamente nulla, che, faccio un esempio, tanto per dire, che per esempio l'Inter, per qualche motivo, dato che tutti i tifosi lo stanno dicendo, i tifosi dell'Inter, si riprenda o si prenda lo scudetto dell'anno scorso che secondo loro gli spetta di diritto, cosa che tendenzialmente ad oggi non è assolutamente vera, anche perché sempre nel momento in cui sto registrando il video, 29 aprile 2026, ad oggi sono indagati solo Rocchi e i suoi amici e quindi l'indagine all'interno dell'AIA, nessuna società è indagata, né l'Inter né tantomeno il Napoli, né la Juve né il Milan, giusto per citare insomma le prime 4 del campionato, quindi per il momento non c'è assolutamente nessun pericolo di andare incontro a una qualsiasi a un qualsiasi ribaltone in classifica sia di quest'anno in campionato sia soprattutto dell'anno scorso, nonostante le partite indagate siano al momento quelle dell'anno scorso, ma sono indagati gli arbitri che hanno arbitrato in quelle partite, sia in campo, sia in VAR, sia al VAR, sia Rocchi, insomma, che gestiva a quanto pare il VAR con una serie di segnali e lo faceva non per favorire a quanto pare, almeno per come si sta capendo ad oggi, una qualsiasi squadra, ma lo faceva per favorire i suoi e per farli salire di punteggio, farli diventare internazionali e farli lavorare il più possibile e naturalmente guadagnare il più possibile. Ma fatta questa parentesi, ragazzi, io vi ripeto, sto facendo questo piccolo video perché spero che tutti quanti capiamo che non c'è bisogno di ammazzarci fra di noi, non c'è bisogno di dire ma hanno favorito il Napoli, hanno favorito la Juve, hanno favorito l'Inter perché volevano far vincere quello, volevano far andare in Champions quell'altro, volevano fare così. Ma io al di là di questo, al di là di tutti questi discorsi, che poi dovesse uscire qualcosa fuori, è giusto che chiunque paghi, che sia l'Inter, che sia la Juve, che sia il Napoli, che sia il Milan, che sia anche la Fiorentina, la Cremonese, il Lecce, chiunque, ok? Chiunque. Non è importante il nome della squadra, chiunque sta continuando a sporcare questo calcio deve assolutamente pagare e dovrebbero andare tutti quanti a casa una volta per tutte e ricominciare dalle basi, perché una delle cose più gravi in assoluto è che ormai la credibilità nel calcio italiano, nella Serie A, è praticamente esaurita, la fiducia è esaurita, ragazzi, cioè è tutto esaurito, siamo tutti quanti stanchi e svuotati.
non mi stupirei, cioè, se a un certo punto dovessero veramente smettere di andare anche le persone allo stadio, se i giovani, giustamente i più piccoli sostanzialmente, non riescono più, magari non riescono ad affezionarsi a questo gioco, a minimamente provare a capirlo questo gioco, o anche addirittura ad amarlo sostanzialmente come facciamo noi. Non mi stupirei se non succedesse più, perché è veramente uno schifo continuo. Cioè, voi pensate, cioè, 20 anni da Calciopoli ad oggi vi possono sembrare tantissimo tempo, invece è veramente poco. C'è uno scandalo di una determinata portata, come sta uscendo anche questo qua degli arbitri, poi vedremo come andrà a finire. La speranza è che non si finisca tra luce e vino, come spesso succede in Italia. Uno scandalo di una determinata portata a 20 anni di distanza è pochissimo, è pochissimo. Noi in 20 anni, invece di ripulire il calcio, abbiamo finito di affondarlo totalmente. Finito di affondarlo, e palesemente, tornando a parlare di calcio giocato, per farvi capire, noi in Italia siamo passati da una partita big match di Serie A, Milan-Juventus, terrificante, terrificante quella partita, una partita bruttissima. Chiunque l'abbia visto, ma penso gli stessi tifosi di Milano e Juve, penso si volevano ammazzare, quei poverini che stavano a San Siro, che hanno speso l'anima dei soldi per vedere quella partita. Io mi sarei incazzato come una bestia, non aver visto nemmeno le squadre provare a fare qualcosa. Tendenzialmente siamo passati da quella a vedere una partita, una semifinale di Champions, una partita in cui due squadre si iniziano a giocare la vita, tendenzialmente sportivamente parlando, no? Perché si può andare in finale a viso aperto, 5-4, ragazzi. Una semifinale di Champions è finita 5-4, un casino di gol, spettacolo puro, capovolgimenti di fronte, cioè una partita spettacolare. Non sto qui insomma ad andarla a analizzare tatticamente, perché non è questo il video, assolutamente, per fare questa cosa, ma è per far capire la differenza tra quello che succede in Italia e quello che succede nel resto d'Europa, perché non è che noi abbiamo un campionato che è simile a qualcun altro. Il nostro campionato è unico e non è un complimento, ragazzi, non è assolutamente un complimento, anzi, io lo sto disprezzando totalmente, perché in tutti gli altri campionati che io seguo, compresa la Liga Portoghese, per farvi capire, si gioca in maniera completamente diversa, si gioca a viso aperto, si gioca per segnare, si gioca anche per dare spettacolo. Cioè, rendiamoci conto, e io parlo chiaramente del Napoli perché è la squadra a cui sono più vicino e quindi mi è più facile, per divertirci un po' siamo dovuti andare a pescare un giocatore che magari giustamente allo Sporting Lisbona faceva panchina, ragazzi, faceva panchina, perché Alisson Santos, che secondo me può crescere ancora tanto, tantissimo, allo Sporting faceva panchina. Intanto il giocatore che in Italia scombina la situazione, punta, salta l'uomo, corre, cosa che in Italia quante ce ne sono? Perché ditemelo quanti ce ne sono di giocatori del genere, perché io come lui ne vedo pochi altri. Come sensato della Juve, ci mettiamo anche l'Ildiz della stessa Juve, Leao che però gioca quando tiene voglia, insomma stiamo parlando di questa tipologia di giocatori, cioè, ma sono 3, 4, 5 in tutta la Serie A? Mi sembra veramente poco, perché una Serie A è un campionato che punta come sempre al risultatismo e non al divertimento, e non allo spettacolo, cosa che il calcio dovrebbe essere, perché il calcio è sicuramente uno sport, il calcio è sicuramente business, ma il calcio è anche spettacolo, perché quando si va allo stadio si vorrebbe vedere uno spettacolo e non lo schifo che continuiamo a vedere nella maggior parte delle partite ogni domenica. Ragazzi, questo è stato uno sfogo, fatemi sapere se siete d'accordo con me, noi ci vediamo sempre su Calcio Espresso e sempre Forza Napoli.